È stato di Giuseppe Fallea il gol della vittoria che ha regalato 3 punti importanti al Pro Favara. Vittoria fondamentale per la corsa alla salvezza diretta che è arrivata contro una squadra da sempre rivale dei gialloblu, ovvero l'Acragas. La partita si è disputata domenica scorsa allo stadio Brucoleri di Favara. A sbloccare il risultato, fermo sullo 0-0, ci ha pensato al 76esimo Giuseppe Fallea, che di testa ha insaccato la palla in rete. Al triplice fischio finale, l'arbitro Drigo assegna la vittoria al Pro Favara. Si tratta della prima sconfitta stagionale dell'Acragas di mister Totovullo. La soddisfazione è doppia perché a parte i 3 punti, ma siamo stati bravi a sconfiggere una squadra che ovunque andata non ha perso nemmeno una partita. Una vittoria che può ricaricare l'ambiente, c'è l'obiettivo salvezza diretta. Ascolta, noi non perché è la mia squadra, però questa squadra, chi ha visto le partite da sempre, gioca sempre bene, gioca benissimo. Oggi abbiamo concretizzato facendo il gol e non prendendo nemmeno un gol, però anche a Geraci, in casa col Dattilo, con chiunque ce la giochiamo a viso aperto. È una squadra che in certe zone del campo è giovane, molto giovane, e a volte pecchiamo di questo, però oggi invece forse la carica in più del derby, la società che onestamente con a capo il presidente e Capodici ci hanno tartassato tutta la settimana per questo derby, che poi alla fine posso capire perché il calcio dilettantistico alla fine si vive di questo, delle piccole soddisfazioni che tu vai a prendere con squadre che magari sono nei paesi limitrofi, però c'è antagonismo ovunque, in qualsiasi categoria, e questa vittoria la dedichiamo a tutta la società, compreso anche il nostro amico Totò Marrone, che ieri sera mi ha dato la bella notizia che praticamente gli hanno tolto il DASPO e oggi ha visto la partita. Tanti gli appassionati di calcio che non hanno voluto mancare al tanto atteso derby, circa 1500 gli spettatori, di cui 200 circa gli ospiti venuti proprio dalla vicina Agrigento. Proprio per la grande partecipazione di pubblico allo stadio Brucoleri, il presidente Rino Castronovo, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i tesserati della USD Pro Favara ringraziano i tantissimi supporters corsi allo stadio per sostenere la propria squadra. Siamo grati, scrivono, alle centinaia di ragazzi presenti in curva a sostenere e incitare costantemente i giocatori in campo con cori e coreografie degne dei migliori campionati nazionali, così come è stato emozionante vedere tutta la tribuna stracolma di gente. Questa vittoria è interamente dedicata a loro. Loro aspettavano questa partita per avere una gioia immensa. Ed è ancora più importante che noi, alla fine parlo lo staff con i giocatori, siamo stati artefici di regalare a questo pubblico una bella giornata di sport, perché c'è stata una giornata di sport sia dentro che fuori il campo. Questo significa che Favara può fare calcio a certi livelli perché il pubblico lo merita. Infine il presidente Rino Castronovo coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente il deputato locale, onorevole Giovanni Di Caro, che oltre ad essere stato presente in tribuna ha versato, come ogni anno, conclude, un importante contributo per le casse societarie.